Cresce la fiducia dei siciliani verso il presidente della regione Schifani e quanto emerge dall'ultima rilevazione sondaggi sul gradimento nei confronti del governatore svoltosi la scorsa settimana. Il 60% del campione ha espresso fiducia positiva per il governatore, un dato in crescita rispetto al 49% dello scorso dicembre del 2022, con un trend in costante aumento. Di contro la fiducia negativa è al 30%, in calo rispetto al 40% del dicembre 22, mentre il 10% non esprime nessuna valutazione. Sul fronte delle intenzioni di voto sono cresciute le percentuali a favore del governatore. Il 58% degli voterebbe oggi per Schifani contro il 31% di no. Un aumento di oltre 10 punti rispetto a 2 anni fa, quando i dati erano rispettivamente al 47% e al 30%. La differenza è data dalla percentuale dei senza opinione, cioè coloro che non hanno espresso un parere, che scende dal 23 all'11%. Il sondaggio infine segnala come un forte sostegno alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Il 61% è favorevole, il 20% dice no, mentre non esprime un'opinione il 19%. Intanto, sulla fiducia a Schifani interviene il capogruppo parlamentare all'Ars della Lega, onorevole Geraci, affermando come l'apprezzamento per il lavoro che il centrodestra sta facendo in Sicilia con la presidenza di Renato Schifani emerge anche dalla rivelazione demoscopica della Noto Sondaggi, che fa salire al 60% la fiducia nei confronti del governatore siciliano. Stiamo facendo un lavoro immane e tangibile per l'opinione pubblica, il risanamento dei conti pubblici regionali, la riorganizzazione del sistema ospedaliero, l'impatto positivo delle misure a favore delle imprese e delle famiglie stanno dando risultati che ci aspettavamo sul piano del gradimento e del riscontro obiettivo. La coalizione, conclude il parlamentare della Lega Geraci, farà quadrato per giungere a risultati utili a un vantaggio dei siciliani, la spesa comunitaria e i grandi investimenti per le infrastrutture, su cui la Lega, in particolare con il ministro Salvini, si è impegnata, e faranno ulteriormente crescere l'apprezzamento nei confronti dell'azione del governo in Sicilia.